Ecco, lei ha deciso anche di scendere in campo, spendersi per la Sicilia, spendendo il suo nome, la sua storia, anche quella di suo padre. Ma è importante la siciliana, è importante perché provo a mettere a disposizione 25 anni di battaglie politiche, ed è importante per dimostrare che esistono molti siciliani liberi di votare, non di votare per me, di votare con libertà, con senso di responsabilità, che il vero voto utile è il voto libero, e in una campagna elettorale in cui ciascuno si sente proprietario dei voti altrui, pensa che trasferendoli da una casacca all'altra, un ceto politico all'altro, gli elettori come in una transumanza obbediscano e seguano. Io voglio dimostrare che questa è una terra di libertà, di rabbia e di libertà, di rabbia e di responsabilità, e in questo senso la mia candidatura è a disposizione di viverla con un senso profondo di responsabilità. Se ritengono di condividere questa sfida, sono felice che mi accompagnino in questa campagna elettorale, e dopo le cose verranno. Brevemente, questa polemica di non usare il titolo di 100 passi che stiamo vedendo è arrivata. Ma sai, 100 passi è il titolo che io ho dato a una mia sceneggiatura, e prima di quella sceneggiatura il titolo che io ho dato a un mio libro, per cui insomma, mi sembra che sia una polemica impropria, anche perché credo che 100 passi sul piano della proprietà morale appartenga a tutti i siciliani e gli italiani, a tutte le donne e gli uomini che si riconoscono in questa idea che 100 passi che separano spesso le nostre vite da quelle dei nostri carnefici vanno consumati rapidamente. È un patrimonio di libertà e di onestà civile e intellettuale che non appartiene a nessun parente, così come la memoria di Giuseppe Fava appartiene a tutti i siciliani e a tutti gli italiani. Perché non si è arrivati all'unità? Era bello, diciamo, che tutto il centro-sinistra avesse il nome di un candidato e chissà magari scegliere anche Fava. Perché io non vedo dall'altra parte un centro-sinistra, non mi sarei sentito a mio agio a fare questa campagna elettorale accanto a chi ha contribuito in questi anni a saccheggiare la regione siciliana. Ho avuto un giudizio serenamente critico nei confronti dell'esperienza di Crocetta. Mi sarebbe sembrata una grande ipocrisia adesso, per prendere qualche voto in più, allearmi con Crocetta e con i suoi assessori, o con Alfano e i suoi sottosegretari. La politica e la vita sono fatte anche di coerenza, qualche voto in meno ma qualche coerenza in più.